Mi è stata trasmessa da parte della segretaria generale in data odierna la mozione presentata dai consiglieri di opposizione e da alcuni consiglieri di maggioranza di sfiducia nei miei confronti. Ho letto appena le motivazioni e sono sintetiche, ci sono 3 punti che chiaramente non posso condividere, non condivido, anzi che basta vedere le attività che abbiamo fatto in questi quasi 5 anni per capire che sono smentite dai fatti e dagli atti. Tuttavia non posso non esprimere il mio enorme dispiacere per quello che sta succedendo, ossia un rallentamento della macchina amministrativa in un momento storico nella capitale della cultura 2025 di Agrigento, dove invece bisognava unire le forze per cercare di promuovere e portare quanti più progetti e attività in questo territorio possibile. Non nego che sono un po' da quello che leggo stupita dal fatto che non si tenga conto di quanti finanziamenti e quante attività abbiamo portato in questi anni a casa. La questione del dissesto, peraltro a cui si fa riferimento, che andrebbe a destare preoccupazione in capo a questi consiglieri, ho detto più volte, non è un dissesto di tipo strutturale ma tecnico e peraltro fisiologico e peraltro sovrapponibile a diverse altre amministrazioni che mi hanno preceduta, per cui veramente non capisco quale sia stata la motivazione che abbia spinto questi consiglieri a non invece valutare le opportunità che abbiamo e la necessità di costruire il futuro in un momento storico così particolare. Certo che io tra tutti voglio ricordare quello che abbiamo fatto per la Scala dei Turchi. Noi abbiamo acquisito il sito dapprima, ottenuto una legge regionale dopo, la legge numero 3 del 31 gennaio 2024, e alla fine, proprio perché lo vogliamo tutelare ma rieducare anche le masse a una corretta fruizione, azionato un progetto dal titolo Mai Scala dei Turchi, quindi riaperto seppur in modo contingentato e compatibilmente con i vincoli che insistono sullo stesso sito. Veramente incredibile, pertanto mi pare quello che sta succedendo. Chiaramente io sono molto dispiaciuta, ma sono anche molto serena. Ritengo di avere fatto di tutto e di più per portare a casa i risultati e per il bene comune di Realmonte, nel rispetto dei cittadini che mi hanno votata, nel rispetto dei cittadini che mi hanno dato espresso mandato per crescere e per accrescere le condizioni socio-economiche di questo territorio. Chiaramente ci sono dei passaggi in questa mozione, ma prima ancora dei passaggi relativi ad una nota a firma della Presidente del Consiglio, che saranno oggetto di azioni da parte mia nelle sedi competenti, poiché oltre all'attività di sindaco si è andato, diciamo, sulla persona, e questo comune purtroppo qualche soggetto di questa amministrazione, ma anche non, ha tante volte superato questo limite. E quindi io, da donna, nel rispetto delle donne, da sindaca e da primo cittadino, ho il dovere di combattere e combatterò. Quindi preannunciando che farò anche delle azioni giudiziarie nelle sedi competenti, pertanto, ecco, lasciando a chi di competenza poi fare il suo lavoro, voglio fare un invito. Ecco, io invito i consiglieri a valutare per il bene comune di questa comunità, appunto, di questa collettività che rappresentiamo, che un rallentamento
certamente si tradurrà in un danno. Ecco, è che siamo tutti qua, abbiamo avuto mandato diretto dai cittadini per accrescere le condizioni del territorio socio-economiche e non per rallentare il futuro. Ma chiaramente è un mio pensiero, rispetto ovviamente tutte le posizioni, non le condivido, non posso che fare che rispettarle ed eventualmente azionare tutti gli strumenti legali utili. Detto ciò, credo di essere un sindaco che ha fatto tutto quello che poteva fare per il bene della collettività. Credo che questo debba essere questa debba essere la condizione minima che deve possedere un primo cittadino, oltre ad una competenza specifica. E quindi mi riserverò all'esito del Consiglio Comunale che verrà convocato per la votazione di questa mozione ogni ulteriore valutazione. Sicuramente come primo cittadino, come persona, come avvocato, non scenderò mai a compromessi, e se questo, seppur piccoli o come dire, piccoli ma non in linea con il rigore e la correttezza che deve avere un primo cittadino, per cui con la serenità che ho, per la consapevolezza di avere dato tutto quello che potevo dare per questa comunità, all'esito del Consiglio azionerò, se riterrò e se ci saranno i presupposti per farlo, ogni strumento legale per la migliore tutela della mia persona, ma soprattutto per la migliore tutela di questo ente.